Sarà Piazza Libertà a fare da scenario all'88esima edizione della mostra concorso dell'asparago bianco di Bassano DOP. Da oltre 500 anni questo prodotto è un'eccellenza del territorio. L'asparago di Bassano, oltre a nascere nel territorio, nei 10 comuni attorno a Bassano, deve seguire anche lo stesso disciplinare che ne dice tutte le fasi culturali che dobbiamo adottare per ottenere questa denominazione. Oltre a spuntare in questo terreno meraviglioso, deve essere seguito anche proprio tutta una fase di confezionamento. La cosiddetta stroppa di salice chiusa dal sigillo col logo del consorzio e il numero di serie certifica il rispetto del disciplinare. La raccolta sta andando bene nonostante il fresco delle ultime notti e qualche timore per la pioggia della settimana prossima. A Bassano tante cose, dobbiamo puntare su quelle che sono le eccellenze e certamente l'asparago DOP del bassanese è una di quelle su quelle dobbiamo puntare, perché come turismo è importante anche andare verso le esigenze del turismo enogastronomico che è sempre più in crescita negli ultimi anni e quindi certamente puntare su quelle che sono i prodotti d'eccellenza e di punta del nostro territorio. Il turista torna nella città dove è stato ospite, non soltanto perché è una città che esprime l'arte o l'attrattività stessa, ma perché ha mangiato bene. Da noi mangiamo bene, abbiamo i prodotti del territorio e i nostri ristoratori sono di eccellenza. Alla manifestazione parteciperanno anche mezzi agricoli d'epoca ed espositori di altri prodotti tipici e a marchio. La premiazione dell'asparago vincitore è fissata alle 11:30.